Buonasera a tutti, siamo qui con Joshua Honeycutt, ex presidente dell'Oppure Amalgapara. Ci siamo un po' spostati di location perché di solito dobbiamo farlo in quel palco naturale che è questo luogo, ma il tempo non è dalla nostra parte, almeno sembra non esserlo, speriamo lo sia. E stasera parliamo di letteratura in Valcellina. Ci sono figure importanti, penso a Tavan che decora, le sue poesie decorano, no? Il paesino di Andreis, esatto. e il borgo di Constance, per cui la parola a te, Joshua. Siamo qua. Va bene, iniziamo. Grazie. Grazie a tutti e a tutte di essere qui stasera. Qualcuno ci segue anche con la pioggia, e per gli amici che ci seguono da casa, se poi ci sono domande qualcuno guarderà la chat, per cui eventualmente le facciamo. Io ho un sacco di libroni qui stasera, che sono un po' anche il tema della serata. Il senso un po' di questa sera è legato a un fatto molto semplice, cioè che spesso si parla di territori marginali o montani come luoghi privi di cultura, privi di letteratura, ma appunto vorrei cercare in brevissimo in realtà di dimostrare che non è affatto così, e che non è affatto così soprattutto in questa valle in cui ci troviamo, cioè in Valcellina. È per questo che questa sera vi presenterò, e cercherò di farlo in maniera leggera, che si addica anche un po' alle vostre birre, tre persone della Valcellina che si sono dedicate alla poesia e in generale quindi alla letteratura. Le tre persone che vi presento e alcuni loro componimenti vogliono solo essere diciamo un assaggio rispetto a un tema di cui si potrebbe veramente parlare per ore. Di tanti temi si potrebbe parlare per ore, soprattutto se si ha a che fare con delle persone che si fanno pagare per parlare, come sono gli insegnanti, però ecco, ad un certo punto tagliatemi, ovviamente, è inutile che si stia qui a cianciare troppo, se no poi mi accusano di parlare troppo su Facebook. Avrei potuto naturalmente scegliere di parlare di prosa, quindi di letteratura in prosa, e a questo punto avrei potuto spaziare, diciamo, da Menocchio, che probabilmente tutti conoscete, a Mauro Corona, che probabilmente conoscete tutti, se non altro perché partecipa settimanalmente, o partecipava, non lo so se Bianca Berlinguer andrà ancora in onda, e ha il programma della Berlinguer. Invece ho scelto di parlare appunto di poesia, perché così si possono andare a toccare alcune anche personalità meno conosciute. Se per esempio nel caso di Federico Tavan, che Andrea citava, in realtà una certa conoscenza c'è, e quindi anche in pianura è arrivata un po' la notizia, se non altro perché c'è un parcheggio dedicato a Federico Tavan in centro a Pordenone, e qualcuno vede le foto di un tizio strano sul parcheggio, magari qualcuno si è chiesto chi fosse questa persona, o perché appunto le sue poesie decorano, come diceva giustamente Andrea, tante case in centro ad Andreis e anche qui a Bosplanz. Le altre persone di cui andrò a parlare in realtà sono un po' meno conosciute. Parlerò in particolare, e più a lungo in realtà, di Giuseppe Malattia della Vallata, che nell'ambito di chi si occupa un po' di poesia o di letteratura in Valcellina in realtà è abbastanza conosciuto, e poi di una persona che potete anche avere l'onore di conoscere anche voi qualora andiate a Clout, che è Bianca Borsati Chinese, che è una poetessa viva, è la maestra storica di Clout. Lei si aggira molto dolcemente per le strade del paese, e potete parlarle, e lei vi dirà che tutto quello che ha scritto non è molto importante. Me lo ha detto al bar una volta, ho preso un caffè, che io ho dimostrato di conoscere le sue poesie, lei non era per niente stupita, in realtà fa io non me le ricordo neanche più, per cui non importa, ne parleremo però dopo. Il senso della serata poi è anche farvi conoscere questi libroni che vedete, che in realtà mi hanno stupito, nel senso che sapevo che la storia della letteratura friulana era abbastanza ben coperta da un punto di vista bibliografico,
geografico, ma non pensavo che ci fossero dei volumi di questa grandezza, e questo è un volume unico, ma per esempio questo è il secondo di 2 volumi, per cui è un corpus di materiale veramente gigantesco, che consiglio anche di leggere, di approfondire, soprattutto per chi è in grado di comprendere almeno parzialmente la lingua friulana, naturalmente. Questo è un po' il primo problema della serata di questa sera, nel senso che è ovvio che questi 3 autori, uno di inizio Novecento, in realtà nato a fine Ottocento, cioè Giuseppe Malattia della Vallata, gli altri 2 dalla seconda metà del Novecento, Bianca Borsatti è nato nel 41, mentre Tavan è nato nel 49, è il fatto che parlano delle lingue diverse dall'italiano, naturalmente, e anche delle lingue diverse tra loro. L'anno scorso qui in Malgafara ho parlato appunto della dialettologia della valle, parlando anche di come le diverse parti della valle abbiano un aspetto dialettologico diverso, e quindi la parte meridionale della valle, quella che oggi apre sulla pianura pordenonese, sia legata al friulano occidentale, quindi al friulano che si parla a Montereale, ma al friulano che si parla, diciamo, in tutta la parte orientale della provincia di Pordenone, o meglio, della parte in cui si parla friulano nella provincia di Pordenone. Mentre la parte centrale, quindi Claut, è un miscuglio, diciamo, tra il friulano e le parlate della valle del Piave, con poi importanti anche testimonianze dell'unità ladina. Infatti è legato in qualche modo al ladino dolomitico del bellunese e dell'Alto Adige, e naturalmente con il romancio che si parla nei Grigioni. E invece la parte settentrionale della Valcellina, quindi Cimolais, Erto, hanno invece un dialetto, una variante dialettale molto simile appunto a quello delle parlate ladine delle 3 valli ladine in Alto Adige e in provincia di Belluno. Per cui noi andremo a toccare autori. Giuseppe Malattia della Vallata era di Barcis, Federico Tavan di Andreis, appunto Bianca Borsatti invece di Claut. Toccheremo autori che parlano e scrivono in una lingua, in 3 lingue molto diverse tra loro, e appunto io cercherò di farvi conoscere questi autori senza rubarvi troppo tempo, soprattutto attraverso alcune loro poesie. I temi che andremo a toccare sono i temi soprattutto della montagna, dei temi bucolici potremmo dire, quindi dei temi legati al paesaggio in cui ci troviamo, e i soliti temi, che soliti non sono in realtà, dell'emigrazione da questa valle, dell'emigrazione dalle nostre zone, e di quello che l'emigrazione provoca in questi poeti. Sentimenti anche molto forti, che non parlano solo all'io delle persone che andremo a incontrare attraverso la loro opera, ma queste persone vanno in qualche modo a rappresentare anche un sentimento che vedremo è probabilmente più generale nella popolazione della valle. Se pensate che Andreis era un paese anche relativamente abitato fino alla prima metà del Novecento, Oclaut è stato oggi un paese di 800 anime, era di 2000 anime fino ai primi anni 10 del 2000. Un'emigrazione che ha, come dire, anche ora i suoi effetti su un territorio che appunto è un territorio marginale, però in cui per esempio oggi si sta molto più al fresco che in pianura, ed è probabilmente molto più piacevole stare qui che non giù. E io penso, come dicevamo l'anno scorso con il nostro amico Stefano Morcelli, che sempre più persone davanti ai cambiamenti climatici vorranno forse venire a scegliere di vivere o di passare almeno parte della loro vita in un territorio come questo, soprattutto se un territorio come questo può offrire infrastrutture, può offrire anche momenti di svago, come per esempio quelli che Colopure cerchiamo di organizzare qui in Malgafara, grazie appunto agli amici che gestiscono la Maglia. Appunto un ringraziamento a chi gestisce la Maglia e al Consorzio delle Valli delle Dolomiti Friulane, come al solito, che ci ospita ormai da 2 anni, e sicuramente questo sarà il secondo di molti.
Avevo detto che avrei parlato anche dei libri che ho sul tavolo e lo farò in prima battuta. Qui abbiamo un bellissimo libro dedicato alla Valcellina, scritto staccato, del 7° anno del fascismo, quindi siamo nel 1929. È un libro in cui è una specie di guida turistica in cui si vedono le più belle foto della Valcellina. Qui c'è il campanile di Valmontanaia, abbiamo una Barcis senza lago, ovviamente, una rara foto di Barcis senza lago, guardate che bella che è Barcis, dopo ve lo faccio vedere, senza lago in basso, ed è da questo libro che dopo prenderò le mosse per parlare di Giuseppe Malattia della Vallata. Per quanto riguarda invece le antologie, abbiamo la Flor, che è la prima, credo, antologia abbastanza scientifica della letteratura friulana, da cui poi leggerò anche qualcosa, e abbiamo poi la famosissima Antologia delle letterature furlane di Daronco, e infine abbiamo la rassegna di letterature furlane di Lucian Verone, che appunto ci accompagneranno un po' nel conoscere questi i 3 autori di cui vi parlerò. Partendo dunque con la conoscenza di questi autori, io non vi farò appunto lunghe biografie perché sarebbe abbastanza inutile, ma andremo direttamente in medias res. Però secondo me la cosa importante è capire un attimo dove siamo e soprattutto dove erano le persone di cui andremo, dove erano o dove sono le persone di cui andremo a parlare. Noi dobbiamo, parlando di Giuseppe Malattia della Vallata, immaginare una Valcellina completamente diversa da quella che avete visto voi salendo in Malga. Una Valcellina per la quale, per esempio, il paesino di Bosplans, che è l'ultimo abitato che voi passate, era un centro importantissimo, dove c'erano locande, dove c'erano forse anche bordelli ad un certo punto, c'era la vita, c'era a Bosplans, perché la gente arrivava in Valcellina da lì, da il passo Croce, che è là sotto, che appunto era, c'è una pietra anche che lo marca, rappresentava il confine tra Maniago Libero e Andreis, e quella era l'accesso per tutta l'epoca, da epoca antica, per 2000 anni, il Sasso dice per 2000 anni, alla Valcellina. Era una super strada in epoca veneziana, percorribile anche dai carri. I carri passavano per qua, portavano le cose, e Andrea l'anno scorso ci ha raccontato come in realtà, per esempio, i Clautani erano grandi commercianti, e anche Giuseppe Malattia della Vallata è un commerciante, quindi le persone di qui erano solite andarsene per lunghi periodi dell'anno per vendere le cose prodotte in valle o per vendere la legna che arrivava dalla Valle del Piave, veniva qui lavorata, quindi c'erano dei semilavorati, e poi veniva tutto portato giù in pianura via carro. Per cui noi dobbiamo immaginarci le persone appunto passavano per qua sotto, arrivavano e trovavano il primo paesino di Bosplans, dove c'era una fontana di cui parla anche Tavan in una famosa poesia. Poi incontravano Andreis, che era sulla strada, non è che era una deviazione rispetto alla strada, ok? Ed era appunto una valle sostanzialmente chiusa verso sud, aveva un'apertura un po' più ampia verso nord. Dovete immaginarvi che non c'era appunto la diga di Vajont, non c'era tutta quell'infrastruttura, però per cui anche lì si arrivava naturalmente alla Valle del Piave, non con la semplicità con cui si arriva oggi, e quindi la Valcellina in qualche modo era un luogo chiuso, isolato, che però aveva un contatto costante con il circondario grazie a questa superstrada veneziana, appunto il Troi di Sant'Antonio, o meglio il Cammino di Sant'Antonio, che se lo vedete in certi punti, penso alla Molassa, ha persino degli svincoli, sembra davvero un'autostrada in miniatura, perché aveva degli svincoli per uscire da questa strada col carro. E Giuseppe Malattia della Vallata nasce in questo contesto, e nasce a Barcis nel 1875, e appunto di professione nella sostanza fa il commerciante di coltelli, il rappresentante di coltelli anche internazionale per i coltelli magnaghesi, e fa per un periodo anche, scrivono, l'operaio a Solingen, quindi in Germania. In realtà lui aveva, più che un operaio, era incaricato della gestione del commercio appunto di coltelli con l'Italia e la Francia, per cui era una specie di commerciale estero, chiamiamolo così, e si occupava appunto di questo tipo di faccende.
Lui impara da autodidatta, studia da autodidatta e diventa davvero coltissimo. Grazie a suo zio girerà come commerciante praticamente in tutto il nord Italia, e noi dobbiamo pensare che vive in un'epoca, fino 800, inizio 900, dove l'Unità d'Italia è venuta da poco. C'è un grande entusiasmo per l'Unità d'Italia, anche appunto in zone marginali come il Friuli Venezia Giulia, e questa piccola borghesia, noi possiamo dire che Giuseppe Malatesta della Vallata appartenesse alla piccola borghesia, tant'è che sarà anche sindaco di Barcis per una decina di anni, se non sbaglio, quindi si impegnerà anche politicamente. In questa piccola borghesia c'era un grande entusiasmo per l'Unità d'Italia, per un certo tipo di redentismo, un certo tipo di temperie anche nazionalistica. Infatti Malatesta della Vallata scrive anche delle poesie di tono carducciano, quindi prova anche, sperimenta un po' con i metri di Carducci, parlando appunto delle glorie nazionali, però è la sua produzione in friulano che è soprattutto interessante, ed è una produzione che ci immerge subito appunto in quel paesaggio che ho cercato di descrivervi, di una valcellina abbastanza isolata che piano piano si apre al mondo. Nella sua, diciamo, nei suoi studi che vertevano veramente su tantissimi temi, lui per esempio arriva anche a formulare una teoria abbastanza interessante su Dante. Ovviamente gli studi su Dante all'epoca erano molto importanti perché Dante era il poeta nazionale, quindi tutti volevano cercare di dimostrare che Dante era stato un po' ovunque in Italia, e si ricollega a delle cose che ho detto durante quest'inverno, durante le conferenze su Dante in Friuli, e cioè Giuseppe Malatesta della Vallata così butta là l'idea che le immagini di orridi che Dante ha nell'inferno sono una palese dimostrazione che lui era stato in Valcellina e aveva visto l'orrido del Cellina, appunto nella zona di Barcis e Ravellis. Noi l'orrido non lo vediamo molto, lo si vedrebbe molto dalla vecchia strada della Valcellina. Noi facciamo i tunnel per cui non vediamo l'orrido. Per vedere l'orrido bisogna andare a fare il percorso, il sentiero del Dint. Col sentiero del Dint poi si vedono queste faglie, questi orridi giganteschi. C'è diciamo, Malatesta della Vallata ha l'opportunità di vedere una cosa pazzesca per l'epoca, e cioè l'apertura della vecchia strada della Valcellina. Nel 1901 infatti decidono di aprire la diga di aprire, scusatemi, la centrale di Malnisio. La centrale di Malnisio richiede tutta una serie di opere ancillari perché sia funzionante, e queste opere ancillari devono avere luogo naturalmente nella Valcellina. Accanto a queste opere ancillari, cui partecipano i comuni di Pordenone, Montereale, Aviano e tutti i comuni della Valcellina, vi è appunto l'apertura di una vecchia strada, di una strada nuova, scusate, che oggi noi chiamiamo la vecchia strada della Valcellina, che è quella che vedete salendo, che avrebbe sostituito una volta per tutte queste strade, rendendo i paesini appunto di Bosplans e di Andreis assolutamente marginali rispetto alla strada che si fa per salire in valle. La vecchia strada della Valcellina apre al mondo sostanzialmente questa valle. Viene aperta nel 1906 e Malatesta della Vallata la vede aprire. E lì presente quando entrare in Valcellina diventa facilissimo, perché rispetto al fare una mulattiera con i carri, fare una strada come dire, a due corsie per arrivare in un luogo è molto più semplice. E in qualche modo lui viene colpito da questa cosa, viene colpito da quello che sente in qualche modo succedere alla valle, e lo scopriamo in 3 sue poesie. La prima che andremo a vedere si chiama La partenza e parla appunto di emigrazione, e io la trovo se non sbaglio, esatto, e nella partenza lui, in un buon dialetto parciano, racconta appunto il dolore di partire. Per gli avianesi, tra noi, suona molto simile all'avianese, quindi
Partì da lui la che a sei nasus. Si via magari parno tornati. C'è morte i cani combattono e mai triste. Tenous pardos. I che no pot chatà de vive a chi. Partì per non tornare e ode di mai la sua casa e al suo cielo, sempre sereno. Quindi traduco, siamo alla metà per cui traduco in italiano, partire dal luogo nel quale si è nati, andare magari via per non tornare mai più, quanto è mai triste appunto, penoso per tutti quelli che non possono trovare da vivere in questo posto. Immaginate appunto questa Valcellina dove appunto non può vivere. Dopo vedremo in Bianca Borsatti anche questo aspetto. Partire per non tornare a vedere mai più la propria casa, il proprio cielo sempre sereno, ok? La sa siopare e somare che vai, quindi lasciare il proprio padre o la propria madre che piangono e le persone che vi vuol tan bene, che vi vogliono appunto tanto bene. Partire la sala femmina coi fis, quindi partire e lasciare la moglie coi bambini. Questi uomini ovviamente partivano, lasciarono qua la moglie, e poi anche questo tema lo vedremo poi in corso. Chi ve bussa, chi saluta e i strens la mano, quindi che vi baciano, vi salutano e vi stringono la mano. Partì mentre la gente duta e vedis. Fai buon viaggio e guarda di sta sano, quindi fai buon viaggio e guarda di stare in salute. Partì e ad ogni tan parpo dei ode una volta anciamo guardai da voi, quindi partire e ogni tanto per poter vedere una volta in più guardarsi indietro. A me questa cosa ricorda molto Orfeo, ma questo è un altro. Che no partis in prode c'è mout e a chi Ivan al doul il cour, quindi e chi e quelli che non partono non possono credere quanto o in che modo quelli che vanno appunto a quelli che vanno duole il cuore. Appunto una poesia dedicata all'emigrazione, un'emigrazione che colpisce queste zone, come dicevo prima, anche adesso, un'emigrazione di persone che forse fanno più facilità a tornare a volte. Io ricordo sempre di aver trovato una clautana a Göttingen nel 2016 che non era mai più stata a Clauta, sapeva il clautano e il tedesco, era partita negli anni 60 e andava alla messa in italiano, ma non capiva il prete che parlava in italiano e si faceva tradurre in tedesco dalla sua amica che capiva l'italiano. E lei quando poi mi vide seppe che io conoscevo Clauta, fuori di testa ovviamente, per cui un'emigrazione che ha le sue appunto conseguenze anche oggi. Un'altra poesia molto importante, che parla sempre di emigrazione ed è sempre di Giuseppe Malatiera della Vallata, è Veciaria Barzana, che io trovo qui, che è forse la più famosa poesia in friulano di Giuseppe Malatiera della Vallata, e anche questa, no, non questa, ma la prossima, piacerà agli abbianesi tra noi, perché ci ricorderà un aspetto di folklore che noi vediamo spesso. Quindi Veciaria Barzana, lieta accusiva cialze e accialtizzava, penserosa, una veciaria barzana. Quindi lei cuciva calze e cantucchiava, pensierosa, una vecchia aria di Barcis, Barzana appunto sta per Barcis. Come anime che i soffro se lamentava, de for la neif e al vint de tramontana. Come anime che soffrono si lamentava di fuori, al di fuori, la neve e il vento di tramontana. Sentasse ora una bancia, un canaiut, dai voe turchins e qui c'aviei rizzos, aspettava, e poi alzando al suo ciavut, al disegno fra le agreme e i sanglots. Quindi, seduto sopra una panca, un piccolo bambino, un canaiut, con gli occhi turchini, quindi azzurri e
con i capelli ricci ascoltava, e poi alzando il suo cappellino, la sua in realtà testolina direi, diceva fra le lacrime e i singhiozzi: mare, parce la vous tetrima, greve, parce cianteta come casevai. Quindi, mamma, perché la voce ti trema, grave, pesante, stentata? Parce cianteta, quindi perché canti, e poi qua c'è da piangere, come casevai, come nella maniera in cui si piange. E la madre risponde: chante un chant che a ciopare a ge plaseva, non stave paura tu, pora canai. Quindi canto un canto che a tuo padre piaceva, non avere paura tu, povero bambino, ok, povero pora canai, in realtà introducibile. E anche qui appunto vediamo il tema dell'emigrazione, soprattutto dell'abbandono da parte degli uomini delle mogli, dei figli. E qui appunto c'è da capire se il padre, se questo padre di famiglia se n'era andato per un periodo, se n'era andato per sempre, era morto, non sapevano se era morto. Sono tutte purtroppo possibilità ugualmente valide. L'immigrazione maschile è qualcosa che, se voi frequentate la Valcellina, avviene ancora oggi. Sempre per citare esempi di Clout, moltissimi uomini clautani per lunghi periodi dell'anno sono via, soprattutto in Germania, ancora oggi. Nella classe in cui insegnavo, una buona metà dei bambini era nata in Germania e aveva i padri in Germania. E padri che tornano per dei periodi durante l'anno e così sono assenti per dei periodi. È logico che oggi è tutto molto diverso, per cui anche vivere questo tipo di vita forse è un po' più semplice, almeno lo vedi i padri in videochiamata, lo senti al telefono, viaggiare è più facile. Però questa è una realtà che ad oggi esiste ancora in Valcellina. Velocemente appunto la terza poesia di cui volevo leggervi si chiama Musica paesana, e richiama nuovamente il tema del canto di cui abbiamo appena sentito parlare. È in realtà piuttosto breve e contiene un elemento che agli avienesi tra noi appunto suonerà molto familiare ed è carino. Musica paesana appunto. Una sera dalle pozze me ciantava verso nozze e ai sintut che in sale fatte gli suonava un sibulot. Quindi una sera lì delle pozze, la nota dice che sono delle pozze vicino a Montelonga, mi trovavo, me ciatave verso la notte, alla sera, e ho sentito che in Ciale Fratte, questa è sempre una località di vicino, suonavano quello che viene chiamato in avienese un siblot, il piffero che suonano anche i danzerini del nostro paese. Questo è un elemento di folklore abbastanza appunto interessante. Per lui è sibulot e non siblot, ma 100 anni passano anche per le parole, per cui ha perso una U in avianese. Giome ferme e a ugrele avierte scolte, senza tira il pla. Al sorelle al tramontava, Ceit e Vert all'era al pra. Qua sarebbe andata molto bene se fossimo laggiù e fossimo al tramonto. Per cui lui dice, Giome ferme, io mi fermo, e a ugrele avierte, quindi con le orecchie aperte, ascolto, senza tirare il fla, quindi senza respirare, tenendo il respiro, senza dir niente. Il sole al sorelle al tramontava, il sole tramontava, Ceit, quindi zitto, e Viert all'era al pra. Zitto, silenzioso, e verde, Vert, era il prato. O la vous a seat piarduta, o d'un trat ecco a finì. Ah no, non dai mai pi sintuda, una musica così. Quindi poi la voce si
si è persa e poi d'un tratto, ecco, è finita. Non ne ho mai più sentita una di musica così. Qui è logico che c'è un io lirico che parla, che come dire, racconta questo episodio di musica, di folklore legato al territorio, ma a mio avviso si può anche come dire, leggere il fattore un po' più moderno di una valle che cambiava per sempre con l'apertura della strada del 1906, una valle in cui appunto non si è mai più sentita una musica come quella che il buon Giuseppe Malattia della Vallata raccontava in questa poesia, una valle in cui probabilmente adesso non si può sentire più, banalmente perché passano moltissime auto e moltissime moto, soprattutto nel fine settimana. Questo senza fare dell'ecologismo spicciolo, ovviamente, perché è logico che è meglio che ci sia una strada rispetto al fatto che non ci sia, però il racconto di una vecchia Parcis, sia invece a aria barzana che in musica paesana, ci vuole un po' ricordare forse questo passaggio di un'epoca che nel 1906 finisce definitivamente rendendo la Valcellina una valle appunto legata alla pianura in maniera abbastanza normale. Questo è un po' tutto quello che avevo da raccontare su Giuseppe Malattia della Vallata. Mi sono in realtà dimenticato di, però va benissimo farlo adesso, di raccontare un po' meglio che cosa va a significare questo investimento infrastrutturale nella Valcellina, e lo faccio leggendo le parole del buon Ugo Imperatori, parole che scrive nel 1929 appunto in questa specie di dépliant turistico che dopo vi farò anche vedere se volete. Lui dice: fino ai primi anni di questo secolo, cioè del secolo XX, la Valcellina, meravigliosa fra tutte le valli delle Alpi orientali, fu nota soltanto a pochi alpinisti audaci che in occasione di ardite ascensioni sul gruppo del Monte Cavallo o sulle prealpi dell'Alpago o sulle grandiose prealpi plautane avevano occasione di ammirare la valle che divide quei due primi gruppi montani dal terzo. Quegli alpinisti descrivevano le meraviglie della Valcellina, la quale era preclusa ad ogni comune turista, per la mancanza di una strada che salisse dal Friuli occidentale al Cadore. Il paese di territorio vastissimo, in cui superiormente si inizia la valle e sorge il torrente Cellina, Claude, nel suo nome, di luogo chiuso, appartato e forte, la condizione di tutta la meravigliosa regione. Il poeta popolare della Valcellina, Giuseppe Malattia, ha cantato la strada redentrice, la quale si deve all'impianto idroelettrico che porta l'energia alle città dell'Adriatico. E cito, appunto, e lui cita Giuseppe Malattia della Vallata, dicendo: venne qui la scienza a trarre dalle irruenti acque l'energia possente. Grazie a questa cosa arrivò anche la strada. E ad aprire, riparte Imperatori, all'ammirazione di sempre più numerosi turisti, la valle che sale da Montereale Valcellina fino alle sorgenti del torrente per 35 km. Le grandi opere pubbliche hanno portato una vita nuova ai paesi della grandiosa valle ed hanno arricchito il nostro patrimonio turistico d'una regione destinata a richiamare e ad attrarre così gli amanti di superbi spettacoli estetici come i bisognosi d'un riposo ristoratore, così gli ammiratori di panorami danteschi come i candidati ad una cura solfidrica. Queste erano le meravigliose possibilità che la strada Valcellina offriva, secondo l'Imperatori, grazie alla nuova strada. E notare appunto che anche lui parla di ammiratori di panorami danteschi, ok? Perché appunto Giuseppe Malattia della Vallata aveva collegato questa valle naturalmente ai terribili orridi raccontati da Dante nell'inferno. Imperatori poi va avanti appunto a festeggiare le magnifiche sorti progressive degli investimenti infrastrutturali nell'energia idroelettrica e soprattutto nelle industrie turistiche. Arriva persino a citare il fantomatico ENIT, cioè Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, che avrebbe dovuto trasformare questa valle in una specie di Eden per tutti i suoi abitanti. 100 anni dopo vediamo un po' i risultati, non sono forse quelli che si aspettava il buon Imperatori. Questo
appunto per dare un'idea di quello che la strada del 1906 rappresenta. E lo rappresenta, e questa sarà l'ultima citazione appunto di Giuseppe Malattia della Vallata, rappresenta la trasformazione, abbiamo appena sentito quello che dice della Vallata, Malattia della Vallata rispetto all'energia idroelettrica, però lui in un'altra poesia descrive la valle in questa maniera: sale per l'ampia valle e si diffonde lento ed eterno il mormorio del fiume, che passa al fondo d'una conca verde, Barcis riposa. Oggi forse appunto un po' meno, soprattutto, ripeto, il fine settimana. Di temperia completamente diversa, e mi avvio verso la conclusione perché per quanto riguarda gli altri due poeti leggerò solo una poesia, offrendo contestualmente alla poesia qualche accenno bibliografico. Federico Tavan naturalmente è Bianca Borsati Chinese. È difficile naturalmente parlare di Tavan, molti hanno scritto di Tavan, si parla molto di Tavan, ogni tanto escono nuovi articoli legati al personaggio, legati un po' alla sua, diciamo, le sue stranezze e anche un po' alla sua eredità. Io non entrerò nella questione, verosimilmente è un po' forse il più conosciuto tra tutte queste persone di cui vi ho parlato, ed è naturalmente conosciuto per le sue, soprattutto diciamo per le sue peculiarità di vita. Era una persona che sin da subito, sin da piccolo, ha sofferto molto, ha sofferto anche la malattia mentale, queste particolarità della sua vita si vedono nella sua poesia. Quello che andrò io soprattutto a sottolineare questa sera sono alcuni in realtà aspetti linguistici, perché appunto di Tavan si può leggere un po' di tutto, soprattutto appunto riguardo alla sua bibliografia, alle sue stranezze, ma quello che colpisce sempre me di Tavan è come lui avesse una lingua assolutamente peculiare, assolutamente propria. A me viene in mente, per un parallelismo in realtà tutto mio, sempre un'espressione che usa Heidegger rispetto alla sua lingua filosofica, il fatto che appunto lui avesse un dialetto filosofico. A me pare sempre che Tavan abbia un dialetto tutto suo, un dialetto poetico tutto suo, che sì è legato all'andreano, lui era di Andreis naturalmente, ma che poi va oltre l'andreano e va a diventare qualcosa di suo. Infatti è molto difficile leggerlo ed è molto difficile anche interpretarlo. Io andrò a leggervi una poesia forse meno conosciuta di quelle che di solito si leggono, penso alla Nastanziale o altre, e che rappresenta forse in realtà molto bene il personaggio. E la poesia si intitola Se fos normal, quindi se fossi normale. E ve la leggo. Se fos normal e audares al vint a scrivere poesie sui tocciavei, quindi se fossi normale aiuterei il vento a scrivere poesie sui tuoi capelli. Descolz sull'aga de Andrees, in cerca della sorgente, quindi descolz, scalzo, sull'aga de Andrees, quindi sull'acqua di Andreis, in cerca della sorgente, questo è anche abbastanza trasparente come lingua. E alla sera ciocs di luna senza mai stufarsi de gosà al nostro amor. Quindi e alla sera ubriachi di luna senza mai stufarci di urlare, gridare, gosà il nostro amore. Poi va avanti. E poi sui ardi, in cerca de Niz, sui lavres un bier. Se fos normal, e su una res dute li champanes, e poi via, pa chi prats, adventa flowers, as e la mail. E poi dice, quindi andrei, oltre che nell'acqua scalzo in cerca della sorgente, alla sera appunto ubriachi di luna senza mai stufarci di gridare il nostro amore. E poi va avanti dicendo, e poi sugli alberi, in cerca di nidi, in cerca di nidi, sui lavres un bier,
sulle labbra vi era il verme. Se fossi normale, dice, se fossi normale, e suonares tutte le campane, suonerei tutte le campane. Quindi se fossi normale suonerei tutte le campane, e poi via, fatti prats, per quei prati a diventare flowers, as e la mail. Quindi e via per quei prati a diventare fiori, api e il miele. Notate il femminile in andreano, la mail, quindi non il miele ma la miele, e questo, se non sbaglio, è così anche in romeno. Quindi collegamento così con un'altra lingua neolatina. È assurda questa poesia, ovviamente, perché lui dice un sacco di cose che in realtà una persona normale non fa propriamente. E lui dice, se fosse normale farebbe queste cose, quindi andrebbe a cercare appunto la sorgente del fiume, aiuterebbe il vento a scrivere poesie, andrebbe su per gli alberi, suonerebbe le campane, e in realtà appunto lui forse in questa poesia vuole sottolineare come la sua, usiamo un'espressione che è richiamata qui, la sua anormalità è talmente anormale che se fosse più normale farebbe comunque delle cose anormali, ma un po' più normali, perché già a pensare di suonare appunto tutte le campane o di andare per i prati e diventare fiori, api e miele è comunque una prospettiva di follia, una prospettiva fuori un po' dalla norma. Questo è appunto un componimento forse un po' meno conosciuto di Tavan, col quale io volevo appunto aprire un altro capitolo, diverso leggermente da quello toccato da Malattia della Vallata, e cioè appunto il legame di questi poeti con il territorio in cui ci troviamo. È logico che la vicenda di Malattia della Vallata è, come vi ho dimostrato, molto, molto legata alla valle in cui ci troviamo. Anche la vicenda appunto di Tavan è molto legata alla valle e al territorio, e lo vediamo molto bene appunto in questa poesia, in cui Andrei si è richiamata chiaramente e in cui anche tutti, diciamo, gli aspetti particolari del territorio, quindi la possibilità di andare a cercare i nidi, di correre per i prati, diventare fiori, api e miele, sottolinea appunto la peculiarità del territorio. Lui poi è un uomo che non ha mai voluto lasciare la sua valle e lasciare in particolare Andreis. Un Andreis che lui vive come paese molto isolato. Ricordiamoci che appunto dall'estero sul passaggio per entrare in Valcellina è diventato col tempo, dopo l'apertura della strada del 1906, un luogo dove o si va apposta o semplicemente non si va. Per concludere questa serata insieme, poi appunto ci sarà la possibilità anche di fermarsi e godere della valle e del panorama e del fresco qui in questa meravigliosa malga, e poi vi farò anche vedere i libri. Vorrei appunto leggervi qualcosa anche di Bianca Borsatti. Con Bianca Borsatti noi andiamo un po' a toccare tutti i temi che abbiamo visto negli altri, quindi il legame col territorio, il grande tema dell'emigrazione e anche un tema un po', come dire, di malinconia legata al destino della valle e al destino dell'immigrazione. Inizierò parlandovi brevissimamente appunto della sua bibliografia. Vi ho promesso che non vi avrei parlato di bibliografie. Nata nel 1941, appunto ancora in vita, la vedete tranquillamente al bar da Chris in centro a Trout. È una signora con i capelli corti, bianchi e grigi, ha fatto la maestra per anni, in paese viene chiamata la maestra, è un'autorità assoluta, è molto simpatica, è molto gentile, andate a trovarla al bar da Chris in centro a Trout, la troverete lì, dopo la spesa.
C'è grande malinconia nelle sue poesie, anche perché ho scoperto qui, non lo sapevo parlando con lei perché non sembrerebbe, che ha vissuto delle cose non sempre splendide, insomma, nella sua vita, ma come tanti di quell'epoca. E in qualche modo lo racconta in questa prima poesia che vi leggo, molto bella secondo me, e sentite anche qui la lingua è come molto diversa sia dalla Vallata, che era forse più accessibile per gli italofoni o per i pordenonesi, i friulani occidentali, molto diversa dalla lingua dell'andreano di Tavan, e qui entriamo nel clautano. Ho dovuto mandare foto a mezza clauta per avere la traduzione di alcune parole, perché ovviamente traduzioni non se ne trovano. E vi leggo subito Tapige sul Nef, che già il titolo richiede traduzione, sono le orme Tapige sul Nef, sulla neve, attenzione che Nef in clautano è maschile, incredibile. Tapige sul Nef, le va, le vegne, le se ingrosa, le sampa, le sparis. Quindi impronta sulla neve. Vengono le vegne, vanno, le va, le vegne, vengono, le se incrosa, si incrociano, le sampa, credo questo significa scappano via, le sciampa, si darebbe in altre varianti, le sparis, quindi spariscono. I nostri dis, le nostre gnò, al nostro tempo, tapige sul neve. Quindi i nostri giorni, le nostre notti, se mi sentisse un clautano pronunciare così le cose, probabilmente mi sparerebbe. Il nostro tempo, impronte sulla neve. Appunto, il clautano non è di facile accesso, perché appunto è molto diverso da un po' tutto il resto, poi quando lo parlano non si capisce niente. Dicono, alcuni bambini mi hanno dato un 2 in clautano quest'anno, ma io non ci credo, per cui sono dubbioso rispetto a questa assegnazione con regolare certificazione europea in clautano. Infatti metà delle poesie non le capivo e ho dovuto consultare degli anziani. Vi leggo l'ultima, questa Tapige sul Nef ovviamente ha il tema legato appunto sicuramente al paesaggio, questa neve, però come dice la critica sempre rispetto a Borsato Chinese, l'apparente semplicità delle sue poesie e l'apparente anche aspetto intimistico in realtà appunto nasconde delle considerazioni appunto di vita generale, nasconde anche forse delle posizioni filosofiche, queste impronte che vengono, che se ne vanno, che si incrociano, che appunto sono i nostri giorni, la notte, le nostre notti, il nostro tempo, e appunto queste cose non sono altro che impronte sulla neve. Mi ricorda peraltro una canzone molto bella degli anni 70, Dust in the Wind. Sì, arriva diciamo attraverso questa poesia intimistica poi a comunicare delle questioni molto più ampie, delle questioni che vediamo in Lament, la prossima e l'ultima poesia che vi leggo per questa sera, diventano poi si legano a quelle questioni sociali, a quelle questioni economiche di cui abbiamo parlato per tutta la serata. Quindi il grande tema dell'emigrazione, scusatemi, maschile in questo caso, però vedremo qui anche femminile, è il grande tema della storia, una Valcellina che prima del 1906 forse era fuori dalla storia, scopriamo in Lamenta è molto dentro la storia, e dopo vi faccio vedere anche una piccola chicca da museo legata a questa poesia. Lamenta, che io credo non parli di lei, perché altrimenti alcune cose sarebbero incomprensibili, quindi penso sia semplicemente un riportare le parole forse della madre o di qualcun altro. La prossima volta che la incontro glielo chiedo, allora si ricordi. Avea diese vuota ans, e suoi parada via de casa mea, ed udi da lui. Avevo 18 anni e sono andata via, sono scappata via di casa mia
è andata lì da lui. Uvi da me e tornava ogni tanto come una togna. E qui arriviamo al primo grosso dubbio. Che cosa significa togna? Difficile da risolvere se non mandando uno screen su WhatsApp a un clautano. Lì da me, uvi da me, e tornava ogni tanto. Tornavo ogni tanto, come una togna, come una straniera barra tedesca. Togna significa tedesca, ma significa anche straniera in generale. Quindi come una persona che se n'era andata e tornava ogni tanto, tipico dei clautani. Andarsene, il cane nel frattempo si stava ammazzando, o ha tentato di farlo. Gli amici di Facebook non lo vedono, ma c'è un cane marrone scuro che fa delle acrobazie. Quindi lei come una straniera ogni tanto torna in paese, questa è una condizione normale. Se andate a Clout in determinati momenti dell'anno vedete un sacco di targhe tedeschi. Non sono tedeschi, sono clautani che tornano come dei togni, per italianizzare il termine, a fare visita. La seconda strofa colpisce duro lo stomaco. Hai fatto l'amor dal scuro, ingrignita, quanto al volea lui, senza vederlo mai pal muso. Direi che è abbastanza chiaro il tema qui. Quindi lei è andata via da Clout, è andata da lui e ogni tanto tornava a casa da togna, da straniera. Dice, hai fatto l'amore, ho fatto l'amore tal scuro, nel buio. Ingrignita direi che parla da solo come termine, tutta fatta su, tutta forse raffreddata anche. Quando voleva lui, quando voleva, senza vederlo mai, quindi nel buio completo, senza neanche vedere chi era il fortunato. E qui arriviamo nella profondità dell'angoscia, della tristezza, e appunto io qui ci vedo una vicenda storica che chiaramente lega questa poesia non a lei, ma forse a sua madre, forse a una sua parente, forse a una persona, una donna del paese. La vareta e i 4 rans e lui ai cognu dai alla patria. La vareta è la fede nunziale. L'ho scoperto grazie alla consulenza dei clautani. E i 4 rans, i 4 rami, e lui ai coniudai li ho dovuti dare, sono stata tenuta a darli alla patria. E qui arriva l'elemento museale. Qui abbiamo un bellissimo esemplare di anello di oro alla patria. Siamo nel 14° anno del fascismo, 1938. Questo è l'anello che mia bisnonna ricevette per aver fintamente dato l'oro alla patria, perché in realtà lei mi disse sempre che non aveva dato la fede alla patria. Se vi ricordate, piccola vicenda storica, la Società di Nazioni fa condanna l'Italia a un pagamento in oro per aver usato i gas in Africa orientale. Alessio, correggimi se sbaglio qualcosa. Correggimi subito. No, diciamo che l'oro serve per finanziare la guerra. Serviva per finanziare la guerra, però la vicenda era più lunga. L'Italia aveva dovuto dare tanto oro per pagare la multa? No. Non c'entra. Non c'entra, ok. Per finanziare la guerra, grazie alla consulenza storica, per finanziare la guerra il regime chiede appunto che venga consegnato l'oro. L'oro appunto viene consegnato e in cambio le donne ricevono questa fede di latta che dopo, se vorrete, potrete guardare. Questa appunto mia bisnonna non la diede, ma non diede la propria fede, diceva lei, però ricevette comunque la latta, e questa la conservo ancora come interessante così cimelio storico. Quindi lei dice appunto la fede nunziale e i 4 rami e lui ho dovuto darli alla patria. Ricordiamoci appunto che Bianca Borsati è del 41, quindi siamo dopo questo episodio, ed è per questo che appunto ritengo, ma io chiederò appena avrò modo di vederlo,
che la mente appunto riguardi un'altra persona, un'altra donna. Ultimo verso uccide definitivamente e suoi restava vecchia in miei ai vecchios e sono rimasta vecchia in mezzo ai vecchi. Una storia di migrazione, demigrazione, una storia forse la seconda strofa fa pensare quasi persino forse una parola un po' forte di violenza, perché ha fatto l'amore nel buio quando voleva lui, senza vederlo in faccia. Una storia naturalmente di guerra, parrebbe, perlomeno, anche questo chiederò alla signora Borsatti quando lo vedrò. Un morto, pare un uomo morto, dell'oro dato alla patria. E appunto una storia che con l'immigrazione, con la violenza e con la guerra ha fatto rimanere questa donna vecchia in mezzo ai vecchi. Con questo io finisco, anche perché sta diventando buio e tira il vento, per cui spero vi sia piaciuto questa piccola rassegna che ho cercato di mettere in piedi su un po' di letteratura valcellinese. Per chi fosse arrivato dopo e volesse vedere il tutto, devo volare i fogli, eccoci qua. Anche questo succede. Per chi volesse vedere il tutto ci sarà la registrazione sulla pagina Facebook dell'Oppure o anche su YouTube nei prossimi giorni, sempre sulla pagina di YouTube. Abbiamo parlato, per chi è arrivato dopo, di Giuseppe Malattia della Vallata, abbiamo parlato brevemente di Federico Tavan e abbiamo parlato di Bianca Borsatti Chinese, in questa ultima parte che forse tutti hanno visto, parlando soprattutto dei temi dell'immigrazione, del legame con questa valle, quindi di un tema bucolico, di qualche aspetto anche folcloristico e naturalmente soprattutto con Bianca Borsatti, anche con un po' di storia. Vi ringrazio di essere state presenti, di averci seguito o di seguirci in futuro, perché questo succederà, internet immortala tutti e tutto, di aver seguito questa cosa e ci vediamo la prossima settimana, il sabato 23 a partire dalle 19:30 con il coro Ana di Aviano che farà alcuni canti alpini per più o meno una quarantina di minuti. Questo è il tempo che dedichiamo agli eventi Malgafara, sempre qui, o meglio laggiù, si spera, se c'è bel tempo, e sarà